Gentili telespettatori, un cordiale ben trovati vi giunge dall'avvocato Andrea Di Pre per la prima puntata dell'Andrea Di Pre Show per X-Lab Production. Con me oggi abbiamo tre ospiti che già conoscete ormai, che stanno conquistando il pubblico, ma sono molto eterogenei e diversi fra loro. E parleremo, avvicinatevi pure. Allora, comunque, iniziamo. Abbiamo Bonsul Cobra. Nato a Piave di Sacco, attualmente vivo a Santa Maria Assunta in Capoluogo Maggiore. E che lavoro fai? Lavoro su una fattoria. Mucche, animali? Sì. Lavoro a mucche, animali, cani, bestie, cavalli, pesci. Molto interessante Cobra. Ecco. Poi abbiamo Monti che si traveste spesso. Monti, dove sei? Quanti anni hai Monti? Dove sei nato? Io sono nato a Mestre nel 1997 dicembre, ho 35 anni e lavoro come aiuto bidello. Però nel tempo libero mi dedico a fare video, a fare musica, a fare tante cose, tante belle cose per passare il tempo. Ecco, noto che hai questo copricapo molto particolare, perché? Sì, è un copricapo indù, mi piace comprare robe per fare video, per rendere i video più belli, insomma. Ecco, l'altra volta l'hai rivestito da Gianduia, mi ricordo, da Gianduia. Sì, o meglio da pirata, che praticamente mi definisco col piccolo pirata il corsaro del Piave. Ah, ok, grazie. Ecco. E poi abbiamo Iron Rizzo. Prego Iron, avvicinati pure qui. Ciao Iron, quanti anni hai? 36. E che lavoro fai Iron? Vado al portico. Cioè, Ad Olo. Vai al portico a fare cosa? Attività. Musicoterapia, camminata con Michele. Quindi ti occupi di attività, Sì. diciamo, ludico-didattiche, diciamo. Sì. Monti, che droghe hai usato finora? Io finora non ho mai usato nessun tipo di droga, sono favorevole alla legalizzazione della cannabis, però neanche quella ho provata, mai provata. Ecco. Ma come, non hai mai provato la cannabis? No, neanche quella CBD. E le sigarette? Le sigarette ne fumo abbastanza. Anche io fumo abbastanza sigarette. Però io sono per il cucco, per il cuccare, non per il cocco. Ecco, ma se se ti prendo un capello adesso e scopro che ti fai di cocaina, scommettiamo 100.000 euro, lo vuoi fare il gioco? Te lo dago un capello, tanto sono pulito come... Sono pulito. Avete visto come così? l'Inter. Sigarette fumi. Sigarette MS Creme Marroni. Da Troia. Davvero? Ah, un attimo, allora... E va a Citroen. No, posso? Sì. Vado ad escort ogni tanto e niente, ogni tanto adesso in passato sono andato solo 2 volte, ma vorrei ricominciare ad andare una volta al mese. Adesso ne parliamo di sesso. Perché non ho l'amorosa, ecco, io. Ne parliamo di sesso fra poco, però diceva Iron Rizzo che tu fumi sigarette da Troia. Non è proprio così. Come sono le sigarette da Troia? Unghe. Ma diciamo sono... Sì, sono di tua mamma. È mia mamma che lavoro fa? A Troia. No, fa l'infermiera, ergo siamo lui che... Attenzione, questo è bello della diretta, ma Iron non puoi dire questo, scusami. Vieni qua Iron un attimo, ma è gravissimo quello che ha detto. Penitenza. Io fa a Troia, non sua mamma, io a Troia. Allora, vieni qua Iron. Penitenza. Iron, scusami, guarda la telecamera per piacere, la telecamera è il pubblico che vuol vederti. Bene, chiudiamo l'argomento droga, avete visto bene o male, ecco. Secondo argomento, il sesso. Cobra, che cos'è per te il sesso? Diciamo che da 2 mesi da parte mi sto divertendo con una ragazza. Ecco, in che modo ti diverti? Cioè, che cosa ti piace fare del sesso? Quale lato del sesso ti piace? Sei masochista, feticista? Normale. Cioè, a lei gli piace farlo a 90 gradi.
In che senso? Allora, lei ti sta sopra a 90 gradi? No, si mette lei a pecorina. Ah, beh, cazzo, ha ragione, bravo! Allora, ecco, beh, il cobra scopa a pecora, giusto? Però come ha detto prima Monti, anch'io sono andato di più di una volta, 2 volte a settimana a escort a pagamento. Ma non è un problema. Ci vai spesso ad escort? No, adesso no, non ho bisogno. Ecco, quando cercavi le escort, dove le trovavi? Per strada o sui giornaletti o sui siti? Sul perché che ti incontri su Google Maps, su internet. Ah, interessante, devo provarlo questo su Google Maps. Sì. Come facevi? Cercavi prostituta? No, Google Maps? cercavo perché che incontri piove di sacco. Cazzo, devo farlo anch'io, ma che incontri piove di sacco? Grazie Cobra. Allora. Monti, allora, ecco, Monti, tu dicevi che vai spesso a disonesta, mistress. Posso tenerlo Tengo io il microfono, non preoccupare. Ecco, No, guarda la telecamera. vorrei, come si dice, Sfatare questo mito. Io sono andato in passato giusto un paio di volte, però siccome io vorrei fare sesso, mi piacerebbe fare sesso un po' di più, non avendo l'amorosa, vorrei andare almeno una volta al mese, diciamo così, perché il sesso è una cosa bella, fa star bene le persone. Ecco, quindi tu vuoi fare la penetrazione? Diciamo che io se facessi del sesso farei sesso normale, senza andare sul pesante, sull'hard, sull'erotico estremo. Ma quindi faresti la penetrazione? Ciao, si infiga? Piace bene ecco. l'uccello. Ascolta, ma Monti, se Al tu... massimo farei un fisting, farei fisting, che sarebbe così. I fisting sono... Ma anche no, cos'è sta cavolata? Comunque... Albosan ti ha insegnato, giusto? Albosan, il grande maestro Albo, mi ha insegnato a fare i fisting. Chi ti ha insegnato a fare il fisting? Albosan. Spiega bene quello di pre. Chi è Albosan? È un mio grande amico e maestro che mi ha visto nascere e crescere. Ma spiega cosa vuol dire fare il fisting. E anche il footing. Ecco, cosa vuol dire fare il fisting? Il footing è una leggenda che non può essere... Che non è... Spiega di cosa si tratterebbe. Il footing che però non si può... Ma dillo in poche parole, cos'è il footing e il fisting? In poche parole. Il fisting è mettere il braccio in figa della donna. E il footing è mettere il piede in figa della donna. L'hai fatto ancora? No, quelli devo ancora provarli, però sarebbe una cosa estrema che non farei al momento. Ecco, quando ti masturbi riesci a venire? Ovvio. Però se non vengo nel giro di 5 minuti, 10, la cosa mi annoia e via, lascio andare. Ora, su questo argomento sentiamo Iron Rizzo. Iron, hai sentito quello che ha appena detto Monti? Lui se non riesce a venire subito, non interrompe la sega. Che ne pensi? Gli piace vendere l'uccello. Hai le prove? Sì. A Citroen. Sfattiamo questo mito qua, quest'altro mito. Alla Citroen ci sono andato con un amico, però è entrato lui, io sono rimasto fuori. Sei entrato tu? No? Sì. Tu sei andato alla Citroen. Sì. Tu sei andato alla Citroen. Con Bonanno. Ma voi siete omosessuali quindi? Io no, lui può No, anche non darsi. mi ha portato Bonanno alla Citroen quella volta, è stato in via Fratelli Bandiera a Citroen che sei andati. No, Sì. no. È una convinzione sua, ma io la sfatto subito la convinzione sua. Sta arrivando qui un cane a trovarci, ecco. Ma sei in live? Beh, non c'è problema, mi dica. Grande, ecco, salutiamo il pubblico da casa, grazie. No, il pubblico da casa, sul livello 50 su TikTok mi è. A te che avrò buttato 5.000 euro. Grazie, un abbraccio, grazie, caro, grandissimo, ciao, grazie, lo so, grandissimo, ciao, grazie caro, che meraviglia, grandissimo, ciao caro, che meraviglia, avete visto? Bravo, avete visto? 50.000 euro su TikTok. Allora, praticamente in sostanza nel sesso si è capito che il bosso è quello più normale apparentemente, invece è incerto se
se il nostro indiano o il nostro Iron Rizzo sono omosessuali, pansessuali o asessuali. Io sono già fidanzato, quindi non può dire niente il Monti. Ara qua, Vabbè, ma cosa significa? ara qua, Monti, altro No, che ti. le prove Va a troie. No, io sono eterosessuale. No, sei transessuale, c'è un'altra roba. Hai le prove? Sì, ecco. È vero, bisogna avere le prove? Hai di avere le prove comunque. No. Sì, che ti vendi l'uccello ai uomini. Questo è quello che dice lui per farmi incazzare. Ma non è vero niente. Comunque, ecco, cioè, è vero. Comunque, terzo discorso, calcio. Allora, la stagione calcistica si è finita. Sono i mondiali adesso. Sono i mondiali, però diciamo questo, il campionato cosa è successo di grave? Che la Fiorentina si è salvata. Tu Bonso perché tifi? La Juventus come Airo. Allora, mettete vicino ad Iron un secondo. Monti, tu chi tifi? È Inter. E tu Iron chi tifi? Juve. Juve. Due Juventini, un interista e un fiorentino. Allora, attenzione, che è successo? L'Inter ha fatto il duplete, giusto? Certo, sì. Campionato falsato. Però la Fiorentina ha battuto la Juventus a Torino e la Juventus non gioca la Champions League. Che ne pensi? Fiorentina pagata dagli arbitri Galliani, Meani, Tronchetti, Provera, Meani, Galliani, Facchetti, tutti ladri. Vedi qui. Se ancora vive in carne ed ossa, No, se. morto. Ario a. Facchetti, Teo Gadadrio. Facchetti è morto, si portano rispetto per i morti. Facchetti non ha mai comprato nessuna partita. Comunque come si è Al meritato di massimo vincere Monti, di Giroud, andare in Champions Bettega. League perché è la squadra che ha giocato meglio. Chi è questo? Il Como. Ah, vedete, ecco, allora, il Cobra ha detto che il Como Better era in Champions League e Iron Rizzo, la Juve non va in Champions, va il Como. Ma anche al Milan doveva andare. E non il Como, il Milan doveva andare. Il Milan se. Ha perso il Milan. È fuori il Milan dalla Champions. Allora, Che l'Inter Garubac, Ma campionato dove? falsato, Dove? campionato È la tua falsato. idea, è la E tua poi idea. dovevate vincere il triplete, non ma almeno non abbiamo avete vinto vinto a noi. Champions. Abbiamo vinto qualcosa, siamo Ga- in Champions. Ga vinto. però due piedi ha preso lì la Juventus dall'Inter. All'andata 4 papine gacciapada a Juve, sta zitto. Vabbè, può succedere. E E anche avete perso una finale di Champions League 5-0 con Sì, ma Juve in finale non si è mai andato. No, ne abbiamo perse due finali. Avevamo una col Barcellona, una col Real. abbiamo Voi perso. non siete neanche all'altezza del Barcellona. Cosa Allora, finiamo la puntata dicendo, allora, Cobra, dimmi un aggettivo per Iron Rizzo. No, Riso ha detto una cosa quasi giusta, ma sul Galliani non c'entra niente perché era dirigente del Milan. Ok, grazie. Monti, di una cosa sul Cobra. il Cobra è informato abbastanza. Lui ha crede. Un momento, il Cobra è abbastanza informato, ok? Cobra, cosa pensi di Iron Rizzo? No, di Monti? Ha ragione che l'Inter ha meritato di vincere il campionato e anche la Coppa Italia non ha rubato niente. Perché sono sportivo da Juventino, dico giusto. Avete visto? Ecco. Allora, Monti, che ne pensi del Cobra? Che è un bravo artista. E che pensi di Iron Rizzo? Anche lui è un bravo artista, però alcune cose che dice sono falsate. Ma stai zitto. E allora, campionato Rizzo, falsato, campionato falsato, campionato falsato. Che pensi del Cobra? Che sei bravo, E dei Monti che pensi? che non ha speranze. Non ha speranze, sta zitto. A barba.
Taite a barbare, cion. Tagliati a testa. No, ripetilo questo! Ripetilo per il pubblico! Ripetilo! Cosa hai detto? Non ho sentito. Mettiti vicino a Monti. Ecco, ti puoi abbassare. Cosa hai detto che non ho sentito? Taite a barbare, cion. E la gente è scandalizzata qui. Signori, stiamo per chiudere la puntata. Cosa rispondi, Monti? Magna de P invece di andare a buffet gratuiti. No, Casa tua, magna a casa tua, non andare. no, buffet gratuito. Magna a casa tua, non andare in giro a fare niente a buffet gratuiti. Ah, perché tu vai a mangiare i buffet gratuiti? Sì. Mi mangio fuori dove cazzo che voglio, Ma ti pensi capito? di essere ricco Come? che ti mangi fuori tutte le sere? Cosa pensi di Eris Manni di fumo? Forbice Di forbice? o di merda quello che è. Cosa ne pensi, dai? Meglio non ne parlare. Però Posso faccio. dire un mio parere sul mondiale di calcio? Esatto, sentiamo il Cobra. Secondo me c'è 4 squadre che hanno la possibilità di vincere il mondiale. C'è l'Argentina, la Francia, la Spagna e la Germania. E il Brasile. E no, il Brasile non lo conto, quello lo mettiamo a Io tifo sesto. Messico. Messico perché è la patria è una grande nazione, molto solare, ha tanta cultura da esportare e non solo quella anche. E mi piace anche la cucina messicana. I burritos sono molto buoni. È incredibile! Io amo la Colombia, forza Colombia, è giusto che vincerà il mondiale. Però Cobra una cosa, questo faccelo per il pubblico. Se uno ci deve dei soldi, guarda il pubblico, come fai? Che verso fai? Attenzione. Come il Cobra, avete visto? Fermo come il Cobra, pronto a scattare. Questa è TV Verité, amici. Avete visto come anche la regia è seria? Sì. E allora finisce qui la puntata. Grazie ai nostri ospiti, grazie Cobra, Prego. grazie a Lorizzo, Prego. grazie Prego. Monti. Alla prossima. Alla prossima e ricordate, con X-Lab Production, capire subito, capire meglio. Se non trovassi un lavoro normale vorrei fare il musicista a tempo pieno. Oppure nei miei sogni più profondi ci sarebbe l'idea di fare l'imprenditore nel settore della cannabis legale. Sì, Ma tu puoi dare lavoro ad Lorizzo? Se diventassi ricco con molti soldi potrei dargli lavoro, sì. Finisce qui la puntata. Un attimo, capite subito, capite meglio, l'importante è capire. È stata una bella puntata, dai. Bene, arrivederci alla prossima puntata, grazie ancora e vi raccomando, seguiteci qui su questo canale. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ciao! Ciao.